Allora, io mi presento fissando un po' il mio sito internet, perché già l'altra volta avevo avuto delle richieste di avere il PowerPoint per ricordare certe cose che avevamo detto, e l'ho inserito nel sito, quindi se vi interessa anche questo che faremo quest'oggi, cercheremo di sistemarlo in modo da poter avere un riassunto delle cose. Ecco, mi presento con questi 3 libri che io considero fondamentali per il nostro progetto, nel senso da una storia di Chioggia che ha avuto 2 edizioni, che è ancora in vendita, una guida che anche questa ha avuto 2 edizioni, l'ultima proprio nel 2021, e l'ultimo libro che ci servirà proprio per oggi, Sapori e colori di Chioggia, prodotta nel 2019. Ecco, di cosa parleremo? Parleremo di Chioggia capitale della pesca, Chioggia capitale della gastronomia, e poi andando via le cose che caratterizzano e che ci fanno in modo di poter vantare questo titolo. Ecco. Poi arriveremo anche a una conoscenza molto veloce così, del prodotto sia del mare che della pesca che degli orti. Ecco, l'altra volta avevamo fatto un percorso molto veloce, tanto che abbiamo detto sarebbe il caso di riprendere un po', per cui velocemente cerchiamo di riprendere alcune slide che avevo fatto, però rimpolpate da immagini che senz'altro sono molto interessanti. Perché Chioggia è capitale della pesca? Perché una delle attività più peculiari della gente, qui dopo il 1000 abbiamo già dei documenti, la scuola e la fraglia, la Mariegola di Sant'Andrea, no? Ci dice già di un'attenzione particolare a tutti gli aspetti della pesca. Una delle cose che avevamo registrato, anche se non sono apparse poi nei documentari nel nostro archivio comunale, era proprio questa Mariegola che anche ben illustrata, che ci fa capire così le radici. Ecco, però il simbolo della nostra pesca è senz'altro il bragozzo, perché nell'Ottocento il bragozzo è stata la barca a fondo piatto tipica che ha solcato e ha gemellato praticamente così la sua immagine in tutto l'Adriatico, pescando praticamente, sembra in forma miracolosa adesso, perché quei tempi e i modi con cui si facevano una volta sembra quasi impossibile. Si spingeva fino alle coste dalmate, fino all'Albania, no? Ecco, si partiva in che modo? In compagnie di 18-20 imbarcazioni. La domanda che si diceva: ma come facevano poi a tenere il pesce, a portarlo? Erano organizzati, c'erano le portolate, che erano delle barche da trasporto che andavano a ritirare il pesce pescato e lo portavano ai mercati più vicini. Ecco, questo io cerco di andare molto veloce perché in parte abbiamo già parlato di queste cose, però le ho ritenute fondamentali per capire il resto. Ecco, quando parliamo di pesca, capitale della pesca, diciamo una cosa impropria, imperfetta, nel senso che a Chioggia, chi lo sa bene, ci sono tante pesche, no, non c'è una pesca sola, ma non soltanto perché si pescano cose o con reti diverse, ma perché sono proprio organizzazioni diverse che a volte neanche comunicano fra di loro. Già nell'antico, all'inizio del Novecento, c'è stato chi ha voluto, come Levi Moreno, ha voluto proprio cercare di capire e di ratificare, registrare tutti quelli che sono i mestieri tipici. Noi ormai ci limitiamo a 3 grandi fattori, anche al mercato ittico quando fanno le loro statistiche fanno 3 ambiti: mare, laguna, valle. Ecco, per cui noi adesso non guardiamo più tanto questo aspetto e andiamo a vedere i tipi di pesca. La coccia volante, le cocce volanti, una volta erano quelle, le saccaleve, erano delle reti. Io ricordo quando ero bambino in Calle Santa Caterina, abitavo a Calle Doria, quando venivano a riparare le reti occupavano tutta quanta il campo di Santa Caterina e noi ci giocavamo, non sentivamo odore né niente, anche così, e ci rotolavamo proprio in queste cose. Erano organizzati in questo modo, c'erano delle lancette, delle barchette che seguivano con dei ferali da acetilene che illuminavano e pescavano. Questa forma è stata sostituita dalle cocce volanti, dove concorrono due imbarcazioni, no? Tenendo uno un lato, uno l'altro
del funi che tengono la rete, per poi, si dice volante perché pescano il pesce in branchi non da fondo, ma ormai vanno al sicuro con i radar, con gli scandali, sanno dove andare, non è più una cosa alla cieca come si faceva. Ecco, vedete, ho cercato di arricchire questa lezione dell'altra volta con delle immagini che sono sempre molto suggestionali per capire. Io, accompagnando i turisti, ogni tanto mi affittano qualche bel gruppo, anche dopo, magari, andando verso lungo i canali, io lo rendo un itinerario, guardare come sono armate le barche. Da come sono armate le barche saprete che tipo di pesca fanno. Se sono cocce volanti, se hanno questi vasconi grandi, hanno queste reti luminose, oppure se fanno ramponi, se vanno a strascico, no? Allora vedrete che hanno questi rastrelli e hanno le cassette. Ecco, tutte queste cose qua per noi sono cose quasi scontate oppure inosservate, no? E invece diventano cose preziose anche così per l'immaginario di ricostruire la cultura di un popolo, perché ogni tipo di pesca ha un prodotto diverso. Per esempio con rapido, i ramponi dove raschiano e fanno saltare su così, il pesce che è proprio piatto, soglio, romoli, passeri, anche capsante, canestrelli, ecco. Dopo c'è un altro tipo ecco, vedete quelle immagini che sono molto, molto significative, anche piacevoli da vedere, oppure con i divergenti. Ha un altro tipo di strascico dove dal disegno si può vedere ci sono queste specie di legni, tole che vengono messe ai lati per tenere aperta la rete e qui pescano altri tipi di pesci, grilli, merluzzi, le code di rospo, anche le seppie. Ecco, anche queste delle immagini anche delle barche che vado veloce perché dopo magari non vorrei lasciare come l'altra volta un po' sospese le cose, ma accanto a queste pesche classiche, quindi il volante, lo strascico, c'è tutta una serie di allevamenti o pesche. Parliamo dei molluschi. Una volta le cozze, vedete anche così, peroci oppure mitili, ecco, erano soprattutto allevati in laguna, ma dopo negli anni 90, dopo che c'è stata un'epidemia, un'alga assassina che ha rovinato un po' il prodotto, si è cercato di sviluppare offshore, e con questo sistema è usato un po' tutto nell'Adriatico, è un sistema giapponese dove praticamente con dei corpi morti fissano dei cordoni con delle boie in alto. Poi vedete dalle immagini, tirano su queste reste di pesci. Qui non c'è più bisogno come era nel passato quando l'allevamento avveniva in laguna, e pensare che avevamo un primato in laguna, avevamo un 2/3 di tutta la produzione nazionale, ecco. E adesso non serve più la depurazione perché sono liberi in mare aperto, anche se ci sono dei rischi, perché quando ci sono le mareggiate tante volte si rischia di rovinare un prodotto che si attende magari da parecchio anni. Qui abbiamo per tutta la fascia del Veneto, da Po fino a Caule, abbiamo una serie di aziende a 1,5 miglia dalla costa, ecco. E sono visibili soltanto delle boe che segnano. Ecco, un'altra pesca è quella della vongola di mare. La vongola di mare negli anni 70, una volta era quella dei poveri, diciamo, invece da quando hanno inventato il sistema di pescata, attraverso la turbosoffiante negli anni 70, abbiamo detto che una volta è stato un periodo molto triste. Io quando seguivo la cronaca nera, no? Io ricordo di 10 processi che c'erano martedì in pretura, 8 erano per vongole sotto visura o per carico eccessivo, e sembravano i pirati del mare. Adesso sono citati come esempi di gestione, perché loro hanno soltanto, è una pesca speciale con delle barche che sono accreditate in modo anche numerico, no? e devono osservare le regole del quantitativo, delle giornate di attività, degli orari anche di pesca, quando entrare e quando uscire,
e le aree di rispetto anche nel... Qui vediamo ultimamente ci sono degli begli esempi anche fotografici di semina. Loro riservano delle aree per poterle seminare perché il prodotto, un po' per il tipo di acqua, di caldo, vengono a volte a mancare. I vongoli olivari che hanno come corrispettivo anche dei sottomestieri, che sono quelli che pescano i fasolari, i canolicchi. Dopo anche noi mangeremo anche noi un po' dei capirogli, magari in un antipasto, ecco, che effettuano, una volta si pescavano in laguna col dito, così, adesso sono diventate in modo professionale con delle turbosoffianti che sanno, però sono specializzate, addirittura i fasolari sono diventati un'impresa anche a livello nazionale e si fanno rispettare. Ecco, diverso, anche se può assomigliare, diciamo così, dall'aspetto fisico, dalle vongole, è il capalozzolo. Le tappe, ci sarebbe un capalozzolo autoctono, diciamo così, che però è stato quasi soppiantato dai tapes filippinari, della vongola verace di importazione. E questo però si alleva nelle lagune soprattutto. All'inizio che tutti i mestieri che noi abbiamo inventato hanno avuto un periodo di incubazione molto violento e anche qui ci sono scappati dei morti, sia nel Polesine che anche qui in laguna per scappare alle finanze. Adesso nel 2000 però si è risolto il problema perché la provincia ha fatto un piano, ha affidato delle zone di responsabili, e quando noi vediamo in laguna tutti quei paletti così, quello sono le recinzioni, diciamo, delle aree date in concessione a uno o quell'altro. Anche qui una volta c'era il problema come per le turbosoffianti che non possono ciccare in laguna perché rovinerebbero l'habitat, eccetera. Allora anche qui c'è stato tutto un problema di trovare il sistema adatto per la pesca, ed ora si è trovato questo sistema che assomiglia un po' a quello delle turbosoffianti, però ci hanno lavorato dei biologi, eccetera, in modo da poter essere garanti andiamo avanti. Dopo c'è la piccola pesca in laguna, che sembra quasi un retaggio del passato, però è importante perché soprattutto nella gastronomia formano delle cose, a parte il pesce nono che è una leggenda, diciamo così, perché è apparso dei pesci più piccoli, è diventato concetto anche dei nostri, i nonni non li vogliono neanche in pescaria, no, che sono i pesciolini più piccoli che sono apparsi nel 1822, ma poi ci sono le schile, che sono i gamberetti piccoli grigi, gli anguelle, i granchietti e il go. Queste sono ancora pescati assieme, queste sono delle immagini. Poi in questa fattispecie di pesca, insomma, si inserisce in modo molto caratteristico la molecca, i granchi che diventano molecche. Ecco, qui sono delle immagini diventato quasi favoloso per il prezzo in certi momenti, così, quindi assieme alle sepoline sono diventate veramente degli oggetti quasi del desiderio. Alcune immagini degli ultimi pescatori che si curano di queste cose, ci vuole proprio qui sopra, nel museo Olivi sopra, c'è proprio tutta una stanza dove due pescatori di questi raccontano tutto il meccanismo, come si arriva a questa produzione che richiede esperienza, perché è una questione di tempo, proprio non dico di minuti, però di ore, ecco, per riuscire a rendere molecche e non farsi. Dopo parleremo anche di qualcos'altro. Ecco, e dopo c'è la vallicoltura, ci sono tre tipi di valli, quelle aperte, che sono quelle addirittura prati di laguna, segnati da cogoli o reti fisse. Quelli sarebbero arginati, dopo quelle chiuse a stagno, dove c'è proprio l'allevamento professionale, sono i tipici il bisato, la milla, il cefalo, che hanno 5 varietà: il sievalo, la bosica, l'otregan, la braselata, il caustello. Per noi sono tutti uguali, invece c'è tutto anche una questione di pregio tra l'uno e l'altro, perché dipende da dove e come vengono allevati, che dopo c'è il branzino e l'orata, che cose che conosciamo.
Ecco, a dare sostanza, diciamo, a questo titolo di capitale della pesca ci sono delle istituzioni molto importanti, come questa dove siamo noi, che è il Dipartimento di Biologia Marina, no? Che è un prolungamento, un consolidamento di quello che già dalla fine della seconda guerra mondiale era la stazione idrogeologica dell'Università di Padova, fondata dal professor Umberto Ancona, e che completa questa assunzione di importanza che abbiamo dato all'università sulla nostra cultura della pesca, il Museo Livi che vedete comporta tutta una serie di cose, a parte il piano sopra che c'è quello squadro, che c'è tutta una storia. Io rivendico il fatto di essere stato il giornalista che ha tirato fuori il problema, perché ho fotografato quando l'hanno portato al mercato ittico, sollevato da così, e abbiamo fatto l'articolo che dopo ha bloccato perché volevano vendere la fettina. È stato tutto un... Infatti il proprietario della barca che aveva non mi guardava mai, mi guardava sempre male perché c'era la mia rovina. Ecco, però è uno dei musei didattici più interessanti del Veneto, secondo me, sul tema. Vale la pena di fare arrivare le scuole perché è fatto in modo molto moderno, perché ci sono vari... Qui ho fissato la sala dei sensi e la sala delle tradizioni, e poi c'è la collezione storica di Rovigno, la collezione storica che è passata da Rovigno, da Trieste a Rovigno, a Venezia, qui a noi, che grazie anche all'interessamento del comune, dell'AIO e di altre cose è stata sistemata. Sono in parte nelle vetrine, sono in parte, dopo c'è tutto perché la formalina, tutte quelle cose per tenere su pesci e altre cose col tempo va anche consumato, però ecco, per me è sottovalutato rispetto al valore che ha questa presentazione. Dopo un'altra sede molto importante è l'ISPRA, la sede dell'ISPRA che si trova al mercato ittico, no? nella palazzina ortofrutticolo, nella palazzina proprio di rimpetto, d'apertura, ed è l'ex ICRAM, cioè l'Istituto Centrale di Ricerca Ambientale della Pesca Marittima. Ecco, anche questi ci sono dei ricercatori che hanno dato veramente delle risposte importanti quando c'è stata l'indagine, quando c'è stato da fare il rilevamento per le tegnue e tutte queste cose. È un fiore che ci sono 3 sedi in tutta Italia, no? C'è una a Palermo, in Sicilia, una qui, e dopo c'è la sede centrale a Roma, per cui è un orgoglio avere anche questo istituto dove ci sono una ventina di ricercatori, insomma, quindi non è male. Ecco, questo, il mercato ittico, ecco, non sto a dire tante cose perché lo conosciamo tutto, però siccome oggi quest'anno hanno fatto il centenario, ecco, stanno facendo tutta una serie di iniziative e qui è diventata anche visita è uno dei primi d'Italia per fatturato, diciamo così. Quindi anche questa è una cosa che sostiene, che continua a sostenere il primato. E dopo c'è la solita tradizionale asta all'orecchio che si vuole eliminare adesso in modo elettronico. No, lo terremo sempre per fare così un po' di folklore. Ecco, queste sono delle immagini molto, molto carine dove hanno fatto un buon manifesto come capitale della pesca, e assieme ad altre iniziative che vedremo dopo, ma anche caratteristica della pescheria, no? Che si trova proprio al canale Vena, il Palazzo Granaio, quel portale che è molto significativo, a volte dovrebbe essere preservato un po' di più, invece ci accacciano le biciclette in parte, oppure qualche cassetta. E invece è un portale che è molto significativo perché è donato da Alfredo Bordini, detto da Omar, no? Che era un partigiano sopravvissuto alla seconda guerra mondiale, a Chioggia Proletaria, no? Ed è di Amleto Sartori, e doveva fatto per essere messo davanti a una scuola. Invece il sindaco di allora, del dopoguerra, Antonio Ravagnà, l'ha voluto proprio qui nella pescheria. Secondo me è senz'altro. Ecco, queste sono delle immagini molto
molto colorite, perché quei tendoni rossi danno veramente. Ma andiamo avanti, andato troppo avanti. Ecco, entrando nel merito del libro di cui parlavamo prima, no? È stata un'operazione molto, secondo me, molto intelligente, perché in un momento in cui le televisioni fanno a raffica trasmissioni sulle ricette, sui piatti, eccetera, dopo alla fine ho messo anche tutta una serie di libri di cucina che sono stati prodotti anche qui a Chioggia, perché non ho messo in modo che se uno vuole consultare al limite può farlo, no? Noi abbiamo cercato di fare una cosa più originale, sapendo che si trattava di una tradizione molto, molto utile. Abbiamo detto facciamo un lavoro tutto a mano, illustrato a mano, ed è questo sapore, colori. Qui in sala abbiamo anche l'illustratore Dino Mem, fai con la mano così ti vedo, salutiamo, ecco, un lavoro di pazienza, perché oltre a curare le foto, no, ha fatto le foto di disegni, scusate, ha anche scritto a mano tutte quante il mio è stato un lavoro redazionale, si può dire, ecco. Ma veniamo nel merito. Questo è stato molto, molto apprezzato, perché è stato fatto nel 19, poco prima dell'ultima sagra del pesce, e siccome queste immagini che sono anche a tutta pagina erano veramente dei quadri, abbiamo voluto fare per una volta, diciamo, una mostra nella pescheria, illustrando questi pannelli, come vedete dalla foto, lungo tutto, l'abbiamo tenuto per tutto un mese, il mese della sagra del pesce, e abbiamo avuto un riscontro anche a livello, diciamo così, mediatico, perché vedete Ginetto di Rai 3 che ci intervista e ci fa pubblicità a livello regionale di questa cosa. Questi sono alcuni esempi di pannelli che sono stati riprodotti in quell'occasione. Cosa abbiamo detto? Perché abbiamo detto questa roba? Diciamo, ecco, era il momento di fare giustizia su una cucina che aveva comunque, come vedremo dopo, un consenso unanime. Era una cucina povera, facendo una riflessione sulla tipologia. È una cucina povera, ora delizia dei buon gustare, perché si cerca l'originalità, si cerca la buona. Ecco, mai come in questo momento è stata apprezzata come cultura materiale, perché si sapeva, pur nella povertà, si voleva fare un prodotto buono, piacevole, quindi coniugare e sublimare il bisogno con il gusto, no? E quindi abbiamo voluto recuperare tutte le... avevamo tutto quanto in retroterra che ci permetteva: la pesca marina, lagunare, pesci, molluschi, crostacei, il centro orticolo e produzioni tipiche come radicchio, cipolla bianca, zucca marina, eccetera. Avevano tutte... Allora, andando a riflettere sul tipo di prodotti, di produzione della nostra cucina, abbiamo capito che o era nata dalla necessità di conservare gli alimenti, o di combinare i piatti con quel poco che c'era, o cercando di cercare di salvare e riciclare i cibi magari cotti in abbondanza quando c'era, però siccome i giorni sono più delle lugane, allora bisognava tirare avanti. Ecco, tutto poi molto cadenzato dalle stagioni e delle festività del calendario. Cioè, portiamo alcuni esempi classici. Il bossolà, che è detto anche pane di Chioggia, no? Forma di anello, cioè, fragrante, croccante, è nato dall'esigenza della lunga conservazione, perché addirittura li infilavano sulle coste delle barche, che dovevate dare da mangiare e tenere a lungo. Il broeto anche questo è una specie di zuppa di pesce che si faceva con tanti pesci spaiati che non potevi andare a vendere in una cassetta, perché magari avevi una scarpena, avevi un folpo, una roba così, allora si faceva, ed era nato così questa zuppa come piatto unico. Anche il sapore è nato come per recuperare e conservare il pesce fritto in abbondanza, ecco, e questo è stato un modo intelligente di, attraverso le cipolle nostrane bianche, no? La cipolla bianca, che era quella più dolce, quella che poteva tenere nel bagno d'aceto in modo migliore. E anche il metodo dell'incoverciare, no? L'usare di incoverciare, non è altro che un modo di poter rifar rivivere un pesce che magari
era già stato cotto, e andiamo avanti. Ecco, questa cultura materiale, originata e alimentare dalle peculiarità ambientali del nostro territorio, ecco, hanno avuto riscontro di un turismo gastronomico che da un po' di anni a questa parte sta ricercando la nostra città, come diceva anche prima Carlo, no? Proprio per cosa? Per la varietà dei prodotti e per la genuinità. La gente che va a Venezia, non voglio parlare male di Venezia, però mangia male e caro, no? E allora dico, ecco qualcosa che a domenica non si riesce neanche ad avere un posto in un ristorante da mangiare, perché la gente sa che viene qua. Allora, non soltanto i ristoranti, quelli stellati, quelli ormai conosciuti, ma hanno recuperato il gusto della gastronomia. Le osterie, tutte le osterie che erano mezza sparite, adesso perfino i bar si ristrutturano a modo di bistrò, no? E i chioschi spiaggia non ne parliamo, ma fanno concorrenza ai più grandi ristoranti che abbiamo qui a Chioggia, e baccari a non finire, che continuano a gemellare nelle rive. Oltre che al pesca e al turismo, che qui è tutto un aspetto da coltivare, perché è ancora limitato rispetto. Poi, grazie alla Sagra del Pesce, nata nel 1938, che nel 2013 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di meraviglia italiana dal Forum Nazionale dei Giovani, no? E nel 2015, in occasione dell'Expo l'alimentazione di Milano, no? La città di Chioggia stessa è stata dichiarata bellezza italiana, no? Ecco, quindi questi, a parte il gemellaggio che abbiamo avuto con il Giappone, ci sono stati dei momenti che hanno veramente fatto sì che questa attenzione anche. Ma pensate che la Sagra del Pesce, come l'abbiamo conosciuta qui negli ultimi 10 anni, faceva 100.000 portate, 100.000 portate, ecco. Quindi era quello un biglietto da visita che sì, ecco, basta vedere. Allora diciamo alcune cose. Oltre all'offerta culinaria, nella Sagra del Pesce veniva molto sviluppato tutta una serie di immagini che secondo me va recuperata ancora meglio, perché è vero, è più un grande ristorante all'aperto, tutta la piazza, tutte le rive eccetera, però ecco, bisogna riempirlo anche con un'immagine. Le prime due storiche, 38 ha avuto i duchi di Genova, Ferdinando di Savoia e consorte, mentre nel 39, delle foto così, il ministro dell'agricoltura del mondo Rossoni. Quindi abbiamo anche una tradizione che sa vendere anche un po' di storia così. Vado avanti perché altrimenti. Ecco, accanto a questo libro è stato molto apprezzato perché abbiamo recuperato delle descrizioni di reportage bellissimi, come quello di Comisso, intitolato Una Calle, dopo, che racconta proprio come le donne con la carriola vanno a vendere le spighe, le patatine novelle, eccetera, eccetera, molto molto bello, no? E anche quello di Ranieri da Mosto. Però io volevo citarvi solo una cosa veloce, perché non posso leggere più di tanto. Ecco. Quando c'era fame la cucina era un sogno. Bella, comoro vestive de seppe, sotterrime con un monte di canoce, e il cucinere dei barboni fritti e un cavassale di arzoletti rosti. Ecco, questo è il sogno dei poveretti che vedono il pranzo, il mangiare delle cose più buone che ci sono, proprio come una delizia. Ecco, e non soltanto, noi abbiamo raccolto anche le poesie più belle che parlano del mangiare. Innanzitutto una su, vediamo l'ora, se no ve ne leggo anche una perché vale la pena, no? Dopo se c'è anche una signorina che mi aiuta, ne leggiamo una in coppia. Ho visto una mano alzata, qualche volontaria, ma avendo la mano alzata che viene. Ecco, dicevo, ecco, una di Don Giovanni Lombardo, no? Che è quello della sposina,
Mia al fuoco è stata fatta in occasione della seconda edizione della Sagra del Pesce, quindi 1939. Una sagra senza pesce e senza cuoco, a cosa capire, non può aver uovo. Come mai? Braghesse, fassa, traversone da festa, pantofole, calze de rassa e in testa berretta rossa. Al negozio farò da mesariolo, olio, pecore, sale e un cagliolo per la polenta. E lavo, sguasso, cavole e buele, antiamo, teccia, fersura, le gradele e sottofiore. Friso, moleche, schile paganei, gambari, laterioi, goburanei, covanpaciara. Sfoggi, barboni, trie, calamaretti, scampa, sardoni, pasta e moletti, oggi alla grande. Risotto de peoci, canestrei, ostriche, caparossoli novei, una informaggiata. Seppe, bisatti, capesante, cani, canocci molicai, teccia de sani col pomodoro. Rombi, soasi, lovi, cagnolini, asiai, pimegiolessi, anche bransini, che inua sull'ogio. Sievali, mece, orai della corona, luserne, scombri, suri e tenca buona, roste da che onda. Rospi, sampieri, testiche per il brodo, roste le coe, ma in coverciato modo, anche i barboni. Do foglie di prezzemolo sul rosto, sul brodo le pastine e siamo a posto, con un sedanetto. Qua, guaragni, scarpini e buratei, passarini, rospetti, go turchei per un broetto di mando un bravo cuoco, una teccia, olio, acqua, aseo, pazienza al fuoco, ma che scopetta, musituri, sardelli, arbore, arbori, regne, anguele, maridone e testoni, sotto il foghiere, gran son, buli, canocce, gran sipori, galume, masanette e garagoi, invita il gotto. Basta, col pesce potete fare polpetti, pasta asciutta, sapore, cotolette, gusti di rassa. Che medegli, risette, santonine, sfosfori, iodi, sali, medesime, spissieri a spasso. Ecco, non tutte forse le parole le abbiamo capite, però è veramente un campionario di possibilità e di pesce. No, se la signorina viene qua, possiamo leggere insieme le canocce. La signorina che ha alzato la mano prima, Alessia, vieni qua. T'ho vista, lei è alzata. Allora, scusate, Michele, dai, così andiamo un po' con la cosa. Perché dobbiamo leggere? Una volta me lo leggeva questa è intitolata Le canocce e di Guerino Segionetto. Dai. Non so se passa. Sì, che passa. Allora, io leggo i primi due versi e tu leggi gli altri due. Sì, marinante, marinante. Via la maschera. Via È praticamente il dialogo fra un monero della pescheria e una marinante che va a comprare le canocce. Guarda che canocce che ho, le fa il baletto un po'. Dove è sto baletto, bevaron? Le estracche che fa il suo paron? Guarda, non ti capisci niente, Violi. Ti te intendi nome delle patate e dei scioli. Cosa sei che ti va dicendo suortolana, ma de pesse, ben intendo. Ma allora, Bauca, ti che vedi male. E se vive, e le ha tutto il corale. Va là, ti credi di farmi da me, ste canocce, le fiabe che fatti? Queste si fiabe. Ti ha detto un'eresia. Guarda qua, ancora meglio che ne sia. Ma manco una che biseghesse, se conosce, quasi vivo il pesse. Perché li sei ancora in dormensare. Da prima mattina ti sta un tocco polacciare. Curi, sbalottello, ti sarà ti indormensare. A ti che ti ha un occhio aperto e uno serrato. Casto visto. Io ho due quasi tutte. No, ma ti, ste canocce per ti, ste canocce dese brutte. Che le donne gli ha spese schei male. Mi piuttosto mi compro formaggio mentale. Va là, mangiare formaggio Bauca, ti varrà sempre una sera con fa la succa. Guardate ti, ben specchio,
Ti ha la mia età e ti pari un beccio. Guarda, Viole, l'ultima pescadella. Dai, ti ho sto tappino di scarsella. Ciò, allora te dirò, femo un boccio, senza pesare, femo a occhio. Dice proprio Romira, vai in malora, ti voglio robe anche schede sola. Non è vero che ne voglio per niente, non vada che tanto, su una tua cliente. Dammi 2000 franchi, dai Violetta, ti massegavo tanto, vado a bere un'ombretta. Vai a revengo, ciapa 1800, tocco de beccanotto, ciamate contento. A togliti 8 ste canocce, ti sbia la casella, dammi sti 1800 e che te venissi la varicella. Ecco, non soltanto poesie simpatiche come queste, ma abbiamo raccolto tutti quelli che parlano del pesce. Ci sono anche i canti popolari, quelli portati avanti anche dal coro Fioggiotto. Quella che abbiamo fissato, anche in un pannello molto grande, è proprio il canto degli anguilani, perché è quelli che fanno quel battiremo, no? Danno un ritmo, e mi piace raccontare queste parole. Ciampa i remi in voga che femo sta calà, se butterà sirocco, no, non si può calà, se non si ciappa niente non torneremo a casa senza mangiare, no, non si può. Ma la roba che mi piace di più di questa frase è proprio il senso della solidarietà. Se ciapparemo un'anguela, la spartiremo in tre, faremo come i pesci, non moriremo insieme. Questo per dire il tipo di cultura che ha prodotto anche molto 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 carino. Ma non è tutto, non è tutto. Ecco, i proverbi li abbiamo raccolti tutti, io ne cito solo due, perché coti te fa moleca i grassi te magne, no, proprio la cultura, oppure anche proprio no, a Santa Caterina vale più una carroccia che una gallina, oppure tanti in pescaria, perché deve buttare via il pesce, non può conservare, è presto in beccaria, no. Ma mi piace anche questo, nel pesce come nell'amore, guarda che l'orcio. Ora facciamo una scorpacciata così, per capire bene le produzioni. Io ho cercato di abbinare i disegni bellissimi, che sono quasi più belli delle fotografie che ha fatto il nostro caro Dino Memmo, veramente da una precisione, e accorpando un po' anche quello che sono i piatti più famosi. Ecco, abbiamo piocci, crozze, miti, abbiamo dato anche il nome dialettale, perché se tu vai in pescheria e ti dici dammi miti, ti guardano dobbiamo dire, anche perché noi abbiamo sul dialetto, noi abbiamo veramente qualcosa da dire, abbiamo pubblicato recentemente anche un vocabolario etimologico, è una delle poche realtà che ha un dizionario anche del dialetto, proprio perché anche questo è un valore molto, molto interessante da vendere e saper pensare. Ecco, piocci, crozze e nidi, le capesanti, i canestrei, che sembrano... Io ricordo quando ero ragazzo, io andavo a scuola qui a Gregorutti, no? E ogni tanto ci trovavamo metà classe, perché tutti i miei alunni, tutti i miei compagni di scuola, avevano il dito di gomma, perché andavano a curare i canestrei in pescheria, che era qui vicino, dove c'era la pescheria, il mercato di e loro, era così. Adesso se ne vedono molto pochi i canestrei rispetto a una volta erano molto. Poi i capparossoli e le ungoleveraci, le ostriche, i cappelloni, i canonichi, i buli, le mulici. Ecco, e questa è una bella confezione, vedete, dopo ci sono per capire bene, una delle cose più caratteristiche, no, è il cassiopipa. Il cassiopipa che sembra quasi una parolaccia, no, invece è una tecnica tradizionale molto antica e molto cara anche da capire nella sua derivazione. Si dice no,
È semplice perché basta un po' di cipolla, un po' d'olio, e salta fuori questo sughetto che riesce a far aprire queste cozze oppure anche così le barasse. Ecco perché Cassio sarebbe questo tipo di pentola di coccio col manico e pipare sarebbe un po' farle cucinare con questo sobbollire lentamente. Ecco, il consorzio dei vongolari, no? Hanno creato veramente su questa storia dei fumetti fatti proprio da Luca Salvagno, che è stato distribuito anche ai ragazzini delle scuole, molto molto carino, perché ha inventato tutta una sorta di fiaba per far capire ai ragazzi come il mare così riesce a essere neutralizzato dalle cipolle e via dicendo. Comunque, ecco, se qualcuno è curioso di capire, basta telefonare, mi hanno a disposizione per distribuire questa cosa. E qui vediamo i piatti che andremo a mangiare noi, saranno un po' di risotto con le vongole, no? Però si può fare anche spaghetti, si può fare il cassopipa, che può anche essere un buon secondo, non soltanto antipasto, ma anche. Ecco, sempre che fanno parte dei molluschi, anche se a volte noi li confondiamo un po', ci sono seppie, seppiolini, calamari, fulvi e moscardini. E dopo ci sono anche delle cose un po' più piccole, non so, che di solito vengono, non so, non mi viene in mente il nome. Comunque, i risotoletti, e quindi, ecco, con i molluschi sappiamo fare, ecco, noi mangeremo le seppie in umido dopo, no? Perché, a proposito della seppia, pochi lo sanno, ma c'è la seppia di Chioggia. È stata, adesso io non so se l'ho qua, c'è proprio no, ve lo dico subito perché l'ho segnata. Ecco, la seppia di Chioggia è un prodotto ufficiale, prodotto tradizionale, decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è stata inserita come 14ª revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Ma perché è stata? Perché avevano un tipo di lavorazione, non perché le seppie possono pescare anche un poco più avanti, un poco più dietro, no, nel mare, non è che la tipicità è stata per il modo con cui venivano lavate e sistemate dopo con l'acqua salata. Infatti, cos'è questa disposizione? Di che anno? Te lo so dire, qui non però ho un articolo, te lo posso passare perché è un articolo proprio che abbiamo pubblicato e questa una volta addirittura abbiamo avuto rogno per questa storia qua, perché c'erano tutti quanti i produttori che sistemavano le seppie, hanno dovuto chiudere gli impianti perché inquinavano, le acque diventavano, invece in realtà era una delle peculiarità che le rendeva, diciamo, dal punto uniche nella seppia. Ecco, però le cose senz'altro che abbiamo citato prima, il risotto di seppia, a parte che dopo ci sono anche tante altre, andiamo avanti. Poi i crostacei, ci lasci? Devo sia un peggio perché ho avvisato anche Nicola prima. Ma dopo vieni? No, proprio questo non sai cosa fare. Infatti è meglio che vada via senza capire. Mi racconti cosa mangiate dopo. Non sai cosa grazie. Ti mandiamo le foto però, sì. mandiamo le foto per farti invidia. Ciao. Grazie. Ecco, per quanto riguarda i crostacei, no, abbiamo le molecche, ma anche le masanette lesse, no? Noi abbiamo gli astici, le aragoste, soprattutto le garanzevoli, che sono di produzione nota, ma anche gli scampi, le mazzancolle, che hanno tutta una produzione, e le canocce. Le canocce, cui abbiamo citato prima la poesia, che sono, ecco, le molecche fritte sono diventate un'ora per l'elevatezza ormai, però anche con le canocce, anche gli scampi, la bugia, adesso io accelero un po'. Poi il fritolin che è una specie, viene usato soprattutto come antipasta adesso, ma una volta quando si mangiava solo quello bastava tutto.
Avremo anche noi un po' un frittolino, no? Così, però invece di mettere le schile, i marzioni, le arugelle, noi avremo i canolicchi e anche ma non posso dire che posso anche fare un po' di sorprese. Non svegliamo tutto. Ecco, poi il pesce azzurro che è pieno di grandi proprietà salutari, ecco, le sardelle, le sardine, i sardoni, le acciughe e le renghe, che sono specie di sardine ma particolari che si pescano soprattutto al largo del delta del Po e si chiamano papaline anche proprio perché erano nel territorio pontificio, no? E tante volte succedevano anche delle storie non piacevoli di sconfinamenti e le cose di questo tipo. Ecco, vedete le sardelle di sapore che abbiamo già possono fare i piccoli in salsa, poi le sardelle impanate e dopo adesso ci usa per evitare la lisca, per cui il pesce azzurro è bene sia per fare il sapore ma anche per fare il fritto così aperto in modo da poterlo mangiare così senza problemi di spine e cose così. Ecco, il pesce da risotto, da zuppa, abbiamo detto lo scorfano, la scarpena, anche i go hanno una vita misteriosa che noi in questo libro cerchiamo di descrivere, perché hanno delle tane a fondo. È come l'anguilla che ha una vita, una storia misteriosa. Lo stesso go, a loro modo, hanno una storia poco conosciuta che però vale la pena di conoscere, perché hanno delle tane dove vengono fuori. Ecco, e il risotto di go è una cosa molto prelibata che fanno alcuni ristoranti adesso come piatto particolare. Dopo ci sono altri pesci, il pesce bianco, che è quello che viene di solito dallo strascico, i sfoggi, le sogliole, le passere, i rombi o i soasi, la razza, il pesce San Piero. Ecco. E questi di solito vengono fatti soprattutto di solito arrosto, il pesce arrosto, e dopo incoverciato. Incoverciato si scalda sulla padella un po' d'olio con pezzetti di aglio, si inseriscono soprattutto le luzerne, così arrostito, ma tutto il pesce arrostito viene veramente sfumato con l'aceto, un po' di vino di aceto e anche un goccio di limone, e questo serve a creare un sughetto che veramente è una salsa veramente che oltre a scaldare e a rifarvi vivere il pesce è una peculiarità tutta nostra. Ecco, questo è il pesce rotto, vi faccio vedere se lo voglia. E dopo l'altro pesce ho messo, ci sono i bisatti, le anguille, cioè della nostra, il tonno e il baccalà. A proposito del baccalà, dopo abbiamo una sorpresa, ecco, sono qui modi Poi il mercato ortofrutticolo, no? Perché accanto al pesce abbiamo anche delle specialità particolari della nostra terra. Ecco, il mercato ittico ha un impianto bellissimo, abbiamo detto. Pensare che una volta era tutto richiuso in un campetto lì a Sottomarina Vecchia, dopo la guerra il Capocannoni ha ripreso fiato e dopo negli anni 70, dal 64 al 72, è stata fatta le operazioni molto complicatissime per sdemaniare, è stato fatto queste costruzioni che vengono dette impropriamente opera del grande Luigi Nervi, invece sono state fatte sullo stile. Ma gli veri architetti abbiamo l'ingegner Mario Luzzetti e l'architetto Alfonso Stocchetti di Firenze, che hanno fatto un lavoro così, queste campate enormi che sono veramente dal punto di vista anche artistico, architettonico sono notevoli, ecco, sono datate e sono vincolate anche adesso. Ecco. Cosa di importante possiamo vendere dal punto di vista dell'orticoltura? Radicchio, zucca marina, cipolla bianca, patata vera, carciofo violetto. Ecco, ne abbiamo fatti vedere anche l'erbette rave, e anche questo disegno particolare qui,
ecco, tagliando si vede tutto questo cerchio concentrico tra il bianco e il rosso, ma non soltanto, abbiamo scritto anche perché è anche un ricettario, volendo, anche se mettere in cucina quel libro così è prezioso, si sporca, no? Ecco. E abbiamo detto che si usano anche le foglie, anche i gambi, ecco, è un prodotto che tante volte, non so, si faceva soltanto la patata, il tubero, no? Così, e si condiva e si pelava. Invece c'è un recupero anche di tutto il resto, che è molto, molto interessante. Ecco, radicchio, la carota di Chioggia. Io non mi soffermo perché mi sembra così di parlare a delle persone che ne sanno più di me, perché io non sono né uno chef, così, sono un giornalista e basta. Però queste cose, io mi ricordo, assieme al dottor Cigna, no? Sono stato una volta a Napoli, alla Rai 1, a presentare la Sardella, un'altra signora, non mi ricordo più, a presentare la cipolla bianca, e c'erano, perché tutti i tipi di cipolla, c'era la cipolla di Tropea, e io non ricordo ancora perché passando nel corridoio c'erano gli stand dove giravano una soap opera, un posto al sole, no, lì a Napoli. Ero curioso, mi sono stato impressionato perché da noi arrivavano i camion con le cipolle, le patate, erano così da tutte le parti d'Italia, e dall'altra parte c'erano Stefano tutti vestiti. E il bello è che se tu facevi un passo avanti, vedevi così un retroterra che non sembrava per niente uno studio televisivo, cinematografico. Vabbè, scusate questa, però questo per dire che la cipolla bianca l'abbiamo venduta, diciamo, assieme a quella di Tropea, assieme a quella gialla del Condor, non so, e che è una particolarità molto particolare che noi sfruttiamo soprattutto per fare il sapore. Poi il bazar. Noi abbiamo aggiunto anche gli asparagi, perché anche se non è proprio all'interno del nostro comune, è sempre il nostro territorio, a Conca è diventata per l'asparago bianco veramente una potenza dal punto di vista. Ecco. E io volevo dare anche uno sguardo un po' anche ai dolci, a manco citarli. Allora, abbiamo detto che seguono, a parte il pane che abbiamo detto prima, il bossolaccio, il pane di Chioggia, i papini sbroai, c'è un dolce soprattutto pasquale, quindi fra poco li trovate già le bisciole, no, i pevarini col miele, queste li ho comprate. Quando facciamo la strada per andare da qua al ristorante, passiamo attraverso un panificio stretto, si fa più la fila fuori che non dentro, e lì li confezionano ancora questi prodotti qua. Veramente, io ieri passando ho comprato dei pevarini, perché sono fatti col pepe, anice, hanno da anice, molto bello. Dopo gli zanetti che sono invece fatti con la farina di mais, grossa. Poi adesso è anche il periodo del pan corso, è un prodotto marinante, ma ed è molto, molto lavorato perché la lievitazione è lenta, però ha un sapore unico e io lo consiglio soprattutto a sottomarina, però adesso anche Chioggia se ne è appropriato. Poi i sugoli, anche questa è una cosa molto stagionale, nel senso quando c'è l'uva fragola, non so, a settembre, fine agosto, settembre. E poi la sbeggianza, non so, questa è una cosa che posso spiegare, può darsi che abbiamo l'occasione di assaggiarla dopo, perché può darsi, se riusciva, ecco, la sbeggianza sarebbe un prodotto invernale che comincia già da Natale ed è fatta, è difficile spiegare, bisogna solo assaggiarla. E una delle cose più moderne è la ciosotta. È un'invenzione, fatta dai nostri pasticceri usando carote, radicchio e mandorle. Ecco, attraverso questa unione hanno fatto questo nuovo dolce che vendono in confezione anche la ciosotta, e quindi è un dolce nuovo.
E poi perché non citare le creme fritte che creano delle file qui a Chioggia per poter accedere. E in occasione dei 70 anni di questo diciamo così, casottino, no? Hanno fatto anche delle confezioni così mini dal passeggio in modo da poter mangiare con un bastoncino. Ecco, noi abbiamo ricostruito anche questa storia qua. Poi, tanto per finire, abbiamo messo in fila tutti gli antipasti, i primi piatti, i secondi e i dolci, così tradizionali, e abbiamo anche messo in fila, perché questo volume ha un'altra particolarità. Siamo andati a chiedere nuove ricette che uniscono il pesce e la verdura, no? A tutti i migliori ristoranti, non soltanto i ristoranti, anche a chi aveva qualcosa da dire, e abbiamo creato la bellezza di una sessantina di nuove ricette. Abbiamo dedicato una pagina per ogni ristorante, infatti loro ce ne sono anche fregiati mettendo il libro aperto, e qui ad esempio, ecco, dove andiamo noi, no? Nell'antico Toro, è la pagina, tanto così per gratificarlo, certo. Ecco, lui ha proposto i tagliolini con scampi e zucchine, ecco, ed è stato disegnato il posto così. Per questo non è un libro solo della tradizione, ma anche un libro del futuro, del presente, che lascia. Però volevo anche. No, non sapevo che veniva il direttore del mercato, sinceramente, non lo sapevo perché ve l'ho mandato ancora alcuni giorni fa, io non lo sapevo. Però per dire che i consensi continuano a venire, no? Soprattutto per intraprendenza di chi sa vendere il proprio prodotto. E mi sembra che in occasione dei 60 anni del mercato ittico si freggiava dei custodi del mare. E avevano due iniziative importanti, io per carità, tante altre, però io ne ho registrate due, questa di questo gemellaggio con il baccalà, con la confraternita del baccalà, come vedete qua, e l'altra che ha fatto l'altro giorno, dove 50 ragazzi che stanno studiando per diventare chef famosi di Parma, Alma Parma, sono venuti qui e hanno potuto vedere come avviene l'asta, quali prodotti vengono trattati nel nostro mercato, e secondo me è stata una delle cose molto, molto piacevoli, l'ho registrato subito. Ecco. Poi, in finale, ho messo tutta la biografia di tutti i libri di cucina che sono stati stampati qui a Chioggia, no? O che parlano di cucina, e ci sono la bellezza di due slide, no? Sotto anche la sitologia dove si possono trovare quelle. Quindi se qualcuno vorrà ritrovarlo, io farò in modo di metterlo nel sito internet in modo che uno lo possa gustare ancora una volta. Io direi che possiamo fermarci qui perché abbiamo un po' di generale. È un grande applauso. Sempre un'emozione seguire le sue presentazioni perché c'è una multidisciplinarità, una vastità di conoscenza veramente immensa. Ho fatto venire la curiosità. Questo è sicuro. No, ho cercato di tirare fuori anche delle immagini perché parlare senza vedere insomma